Si va in partenza per questo premio Blim Memorial Gasparetto batteria B. All'1 Eclissi BFC Carmine Piscoglio, 2 Donna Vittoria Par Gaspare Loverde, 3 Vesna René Legati, 4 Caronte 3B Roberto Vecchione, 5 Ben Gurion Jet Alessandro Gocciadoro. Autostart che ha raccolto i 5 partecipanti lungo l'arco della piegata di sinistra si prepara al lancio e si parte. Con Caronte 3B velocissimo, scavalca Vesna, si porta al comando, all'esterno Ben Gurion Jet, in corda Vesna, poi Donna Vittoria Par, mentre insegue Eclissi BFC che non ha preso una gran partenza. Insiste Ben Gurion Jet all'attacco di Caronte 3B, ne vengono fuori 200 metri lottatissimi in 13,6, alla fine Ben Gurion passa nei confronti di Caronte 3B che si arrabbia un po' sull'imboccatura, deve riprendere con decisione in mano Roberto Vecchione per lasciar sfilare l'avversario. 27,9 per i primi 400 metri di corsa, sul piede dell'1,10 per Ben Gurion Jet che ora prova a rallentare il ritmo, sempre in seconda posizione Caronte 3B che precede Vesna, poi Donna Vittoria Par, Eclissi BFC 43 per i primi 600 metri ma con una frazione decisamente più tranquilla in 15 per la piegata. Sotto alle tribune Ben Gurion Jet porta a casa mezzo miglio in 57,8 nella sua scia, sempre Caronte 3B, poi Vesna, Donna Vittoria Par, Eclissi BFC, non si muove nessuno, anche perché Ben Gurion Jet mantiene ritmo più che adeguato al comando. Caronte 3B nella sua scia e Vesna in terza posizione, 1:12,7 il primo chilometro per Ben Gurion Jet che prosegue a 500 metri dalla conclusione in controllo delle operazioni. Caronte 3B che lo fila, poi Vesna, Donna Vittoria Par che accenna a mettere il naso di fuori, 14,3 la rete di là, 1:27 3/4 di miglio. Ben Gurion Jet accelera, prova a staccare Caronte 3B il quale si mantiene con coraggio nella sua scia, ha perso invece terreno Vesna sulla quale provano a spostare Donna Vittoria Par, Eclissi BFC, la retta d'arrivo per Ben Gurion Jet che è in vantaggio, si infila di dentro Caronte 3B, Ben Gurion che si difende da Caronte che ci prova in open stretch, Ben Gurion Jet che è in vantaggio in controllo, Ben Gurion Jet che vince nei confronti di Caronte 3B, al terzo Donna Vittoria Par precede Vesna, in errore Eclissi BFC. 27,6 ad arrivare, 1:11,5 in percorso di testa, rientro vincente, preparazione super per la finale per Ben Gurion Jet. Alessandro Gocciadoro, guida e training per i colori delle Siepi Horse Racing, vince il 7 anni da Maharaja e Love Me Tender in percorso di testa dopo aver ottenuto il via libera da Caronte 3B che corre molto bene al secondo, come al solito si butta un po' su una guida in arrivo. Invade l'open stretch, non può battere Ben Gurion Jet, per il terzo posto conclude in spinta Donna Vittoria Par avanti a Vesna, successo di Ben Gurion Jet. Alessandro Gocciadoro, a te Milena.